Mancano 30 secondi a questo premio Agredù. È una corsa a reclamare per 4.000 euro. Cavalli anziani sono bene in 11 al via. Si stanno radunando. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Zagaran Bigi, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Trinidad Lady, Salvatore Valentino, 3 Vien Rosa Andrea Farolfi, 4 Plutonio M, Marco Stefani, 5 Onni Lest, Sandro Miraglia, 6 Zilli, Sandro Capenti. In seconda fila 7 Zagara dei Greppi, Antonio Greppi, 8 Victor Polezzi, Roberto Andreghetti, 9 Panther Nor, Stefano Clementoni, 10 Rodio, Carmine Piscoglio, 11 Sognatore Adri, Adrian Gioni. Rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 10. Direi buono l'allineamento, molto compatto, già tutti nella loro posizione, gli 11 partecipanti. Questo premio Agredù, tutti a rete. Stacco della macchina, è veloce il numero 5 di Onni Les che cerca di scavalcare Vien Rose, mette mezzo cavallo davanti Sandro Miraglia ma non riesce a completare il sorpasso, quindi è Vien Rose che riesce a rientrare, mentre partenza Numero direi 1 Zagara stratosferica di Indigi, squalificato. Sognatore Adri, che riesce alla fine a sistemarsi terzo perché Onni Lest si mette in scia la favorita. Poi vediamo in quarta posizione Plutonio M con di fuori Zilli. Ora in vantaggio Vien Rose che arriva al paletto dei 400 metri in 29,8, l'allieva di Battista Congio con in sulchi Andrea Farolfi. Seconda posizione per Onni Lest davanti a Sognatore Adri, poi Plutonio M lungo la corda anche Rodio, mentre Zilli avanza gradatamente all'esterno dopo 600 metri passati in 46,2. Passaggio davanti alle tribune, Vien Rose, Onni Lest, Sognatore Adri, 4 di Plutonio M a precedere il compagno di scuderia Rodio, mentre il treno esterno è cappeggiato da Zilli, poi Panther Nor che fatica a perseverare, di fuori anche Zagara dei Greppi, primo giro che avvia in 1-1-2, 15 però qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Agersol, pedinata da Onni Lest, Zilli di fuori, chilometro in 1-16-4, Sognatore Adri che ora la destra libera, poi il 4 di Plutonio M, siamo a 450 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio Vien Rose, di fuori Zilli, di dentro Numero Onni Lest, 7 retta di là Zagara dei passata in Greppi, 14,8, squalificato. accennato a spostare al largo Sognatore Adri, cerca di infilarlo di dentro Plutonio M, ma Vien Rose ancora in controllo con Onni Lest che può essere la minaccia più importante, accenna la terza ruota Sognatore Adri, ultima curva passata in 15,6, retto del Rio, cerca lo stacco Vien Rose, si butta di dentro Onni Lest, ci prova Onni Lest, al largo anche Sognatore Adri, ultimi 50 metri, Onni Lest ci prova e sul palo vicinissimi due, vicinissimi Vien Rose e Onni Lest, terzo Sognatore Adri. Davvero difficile sbilanciarsi perché è finito molto forte il cavallo di Sandro Miraglia, ma Vien Rose potrebbe anche avere conservato qualcosina, proviamo a rivedere. Dobbiamo sbilanciarci, diciamo che forse Vien Rose è riuscita a conservare una spanna di vantaggio. L'allieva di Battista Congio con in sulchi Andrea Farolfi che sarebbe il doppio in giornata, sì, proviamo a sbilanciarci. La vittoria va a Vien Rose, Andrea Farolfi al doppio, su un comunque valido Onni Lest, al terzo un altrettanto valido Sognatore Adri, grazie alla ottima partenza che l'ha portato ad andare terzo alla corda. La quota per Vien Rose da favorita di 1,47.